Vedete con Molitierno, poi Victor Mello, Fantesele, Gianluca e proprio Abate. Questa è la formazione proposta, i primi 5 proposti da Marcelo Battista. Dall'altra parte invece l'Acqua e Sapone scenderà sul parquet con Mammarella, Avellino, Coco Wellington, Nicologi e Jonas. Questi i primi 5 dei padroni di casa. Completano il roster a disposizione dei 2 allenatori. Allora vediamo le formazioni complete. Acqua e Sapone con Mammarella, Patricelli, Liviero, Murillo, Calderolli, Sulito, Ghi, Mambella, Fior, Coco Wellington, Avellino, Jonas, Nicologi e Rocia. L'Avellino con Vitiello, Fabiano, De Crescenzo, Testa, Fantesele, Abate, Bebetigno, Cacà, Gianluca, Victor Mello, Iandolo, Santoro e Molitierno. Questi i giocatori che vedremo oggi impegnati al Pallaricopiano. L'Acqua e Sapone dispone di 8-9 giocatori, 8-9 cambi, tutti fortissimi. Basta considerare che in questo quintetto c'è fuori Murillo, c'è fuori Calderolli, c'è fuori Esulito, c'è fuori Ghi, c'è anche il giovane Rocia, figlio di Cristian Rocia, grande portiere, ho avuto anche il piacere di allenare. Questo per dare un po' l'idea della potenza di questa squadra, che può cambiare come vuole e ha sempre 4 giocatori più il portiere più forte del mondo in campo. E vedremo quindi il portiere più forte del mondo. A proposito di questo, è uscito nei giorni scorsi un libro a firma Orlando D'Angelo, portiere più forte del mondo, storia di Mammarella, il fenomeno del futsal che si è arreso però all'altro fenomeno, quello portoghese, perché in Portogallo purtroppo non siamo andati avanti, quindi Ricardinho con quel 4-1 ci ha mandato a casa, purtroppo è andata così. È stata una partita nata storta in cui non siamo riusciti a fare nulla per raddrizzarla. Ricordiamo a tutti che il Portogallo è campione d'Europa, aveva un po' stentato nelle prime 2 partite, soffrendo e vincendo all'ultimo contro la Bielorussia e pareggiando addirittura con la Finlandia sotto di 2 reti a 1 minuto e mezzo al termine, e invece nella partita decisiva si è ritrovato proprio contro di noi. Insomma, abbiamo avuto diciamo che probabilmente, al di là del fatto della sconfitta col Portogallo, è pesata alla fine il pareggio con la Finlandia. Sì, adesso insomma vederla alla fine è questo che ci ha penalizzato. Saremmo andati a giocare uno spareggio contro la Serbia in cui potevamo avere delle buone chance, però onore ai portoghesi, onore alla Finlandia, che è diventata una delle potenze europee nel futsal. Ma adesso rituffiamoci nel campionato di Serie A, la 20ª giornata, e vedete il fair play sul parquet, tifosi che sottolineano i cognomi dei loro beniamini, presenti circa 500 spettatori qui al Pallaricopiano di Pescara. Ci sono le componenti per vedere un ottimo incontro, una bella partita e tra l'altro anche una sfida tra 2 allenatori come Massimiliano Bellarte e Marcelo Battista. Sì, l'italiano contro un brasiliano. Bellarte sta facendo davvero bene, nell'arco del tempo è cambiato un po' il suo modo di giocare, adesso utilizza molto di più il pivot, soprattutto perché ha un pivot fortissimo, si è rivelato fortissimo questo Ghi, preso dalla Liga portoghese, un giocatore straordinario, velocità incredibile, forza fisica, gran tiro, vede la porta insomma ha un po' tutto, anche fase difensiva buona. Credo che possa fare la differenza a lungo andare, lo sta facendo, perché 10 vittorie consecutive non sono uno scherzo. Però adesso dobbiamo pensare alla partita che sta per iniziare. Acqua e Sapone, maglia vedete prevalentemente bianca con risvolti azzurro-neri, invece per quanto riguarda la Sandro Abate Avellino completo nero, risvolti, o meglio nero-verde. Vedremo con il portiere Molitierno invece che sfoggia un bel completo giallo-blu, lo vediamo inquadrato. Dall'altra parte Stefano Mammarella in rosso stasera con la maglia numero 1. Vedremo anche questa, tra l'altro è una sfida nella sfida tra 2 portieri, forse insieme con Miarelli, i 3 portieri più forti in Italia. Senza ombra di dubbio sono i 3 portieri più forti, sono 3 italiani. Molitierno, perlomeno il girone andata, secondo me ha fatto un campionato strepitoso, ha parato praticamente tutto, molte volte il risultato dell'Avellino è stato deciso dalle sue parate, è un po' calato insieme alla squadra all'inizio del girone del ritorno, però quasi sempre dopo una sosta succede qualcosa. Vediamo come si sono preparate le squadre. Partiamo un po' in ritardo, in leggero ritardo rispetto a quello previsto.
a questo punto approfitto per dire che gli arbitri sono Fabio Rocco De Pasquale della sezione di Marsala, Federico Beggio di Padova, Simone Pisani, il crono Luca Moscone. Qui subito uno schema sul calcio d'angolo, finge di calciare di prima intenzione Coco Wellington, solo la palla, poi va a cercare il secondo palo, non lo trova. Vediamo l'Avellino in gestione. Subito palla sulla parallela destra, fermato Gianluca, fallo laterale a favore degli ospiti. Sul pallone si sta portando Fantesele che poi lascia però l'incombenza e vediamo allora Victor Mello. Fantesele, palla in avanti, nuova rimessa a favore dell'Avellino, stavolta sull'auto opposto, quello sinistro, mentre Moliterno comincia a dire qualcosa a Victor Mello. Eccolo Victor Mello, subito su Fantesele prova a sfondare sulla destra, non riesce, rimangono in possesso con Abate, poi il break di Coco Wellington che all'indietro serve Mammarella. Avellino, si va da Jonas, prova ad accentrarsi, c'era un assist centrale all'indirizzo di Avellino che in quel momento ha preferito però decentrarsi sulla sinistra, così non è arrivato il pallone per lui e dall'altra parte Fantesele va alla prima conclusione sul fondo. Tutte e due le squadre stanno cercando spazio alle spalle, prima è stato Nicologi, adesso è stato da questa parte Fantesele, nessuno dei due ha trovato la porta. Chiaramente sono due squadre molto brave, molto forti e giocheranno all'attacco per vincere la partita senza speculare. Avellino che rimane in possesso in questo frangente con Victor Mello, lo scarico, poi Nicologi pericolosamente in avanti, Gianluca fa ripartire i suoi, profondità sulla sinistra, colpo di testa all'indietro, rischia moltissimo in fase difensiva l'acqua e sapone, arriva però un fallo in fase offensiva da parte di Victor Mello, punizione, un fallo Avellino. Questi sono falli abbastanza ingenui, secondo me non ha commesso alcun fallo perché si è fermato. Mammarella non era in possesso del pallone, l'arbitro ha fischiato ugualmente. Intanto il pressing porta frutti all'Avellino, Avellino che sfonda sulla destra, poi la rimessa sarà invece a favore dell'acqua e sapone, sul pallone c'è Jonas, cede ad Avellino ed ecco la circolazione di palla dell'acqua e sapone, si va sulla destra, Nicologi subito un suggerimento in avanti, gli applausi del Pala Rigopiano per questo cambio gioco all'indirizzo di Jonas. Victor Mello, Gianluca e Fantesele. Ancora Fantesele, davanti c'è Abate, non arriva il pallone, c'è il break a favore dell'acqua e sapone, Avellino scarica, Nicologi, palla sul sinistro, la conclusione sul fondo. Grande conclusione di Nicologi che è andato a cercare il primo palo, non l'ha trovato di poco, questa volta secondo me poteva fare ben poco Moliterno ma non trova la porta. Riparte l'Avellino, scarico, si propone Abate, si va sulla destra da Victor Mello, non trovano spazio i giocatori dell'Avellino, anzi c'è un break, attenzione a Jonas, la rimessa laterale sarà però dell'Avellino, anche se l'Avellino in fase di impostazione rischia Perché pressa molto forte l'acqua e sapone sul portatore di palla, quando vede che va in difficoltà ci pensa un po' troppo, arrivano immediatamente in pressione. Questo è un giocatore molto interessante. Eccola la battuta di Gianluca, palla sul fondo. Dicevi un altro giocatore interessante, questo è un classe 90. Gianluca potrebbe essere uno dei giocatori interessanti in chiave di nazionale perché nel giro d'andata ha fatto veramente vedere di che pasta è fatto. Avellino, Coco Wellington sempre in possesso, si torna sulla destra, Nicologi, c'è Jonas davanti, prova a farsi vedere, non affrettano i tempi i giocatori di Bellarte, poi c'è un errore in fase di impostazione, Nicologi e Jonas non si intendono, giocati quasi 3 minuti, si rimane sullo 0-0, ricordo che è la 20ª giornata del campionato di Serie A di calcio a 5, di fronte a Pescara l'Acqua e Sapone e l'Avellino. Acqua e Sapone seconda in questo momento in classifica, a un punto dalla capolista Pesaro, mentre l'Avellino è quinto. Jonas, altro errore, stavolta da parte di Jonas. Un po' in confusione in questo inizio di gara gli uomini di Bellarte, probabilmente non trovano riferimento davanti, probabilmente proprio l'entrata in campo di Ghi sarà determinante per vedere il tipo di
atteggiamento che avrà la squadra abruzzese. Intanto Gianluca, attenzione, perché vedete subito il pressing dell'Acqua e Sapone. Molitierno mette fuori, cerca Fantesele sull'out sinistro, pallone però messo in fallo laterale dai difensori dell'Acqua e Sapone, in particolare Avellino, e quindi si riprenderà con la rimessa. Vedete sul inquadrato il numero 9, ospite Fantesele, altro giocatore interessante, ma del resto questa è una sfida a grandi livelli. Fantesele, pallone subito centrale per Abate, poi arriva a rimorchio Victor Mello, rimessa laterale Avellino che ha gestito molto bene questa fase offensiva. Attenzione, potrebbe arrivare un'altra battuta, e questa da parte di Gianluca. Avellino è partito molto bene. Qui bellissima questa giocata, perché Victor Mello ha fatto finta e ha tagliato dalla parte opposta, ha liberato lo spazio per Gianluca che è andato alla conclusione, palla che ha sfiorato il secondo palo, ma ottima la giocata da parte dell'Avellino. Coco, Murillo, Calderolli, cambi in casa Acqua e Sapone, dentro Murillo e Calderolli, forze fresche. Anche Fabiano per l'Avellino. Calderolli, seguiamo Coco, Wellington alla battuta, si accontenta della rimessa laterale. Tanto esce anche Nicologi, dentro Esulito, sempre nell'Acqua e Sapone. E adesso Coco, seguiamolo, non c'è fallo da parte di Abate, nuova rimessa laterale a favore degli ospiti, mentre c'è un nuovo cambio, perché sul parquet adesso vediamo anche Cacà con la maglia numero 14 nell'Avellino. È pronto ad entrare anche Ghi, eccolo, vediamo se cambia l'atteggiamento della squadra di Bellarte. Cambi che hanno ristrutturato completamente i quintetti in campo, giocati 4 minuti, si rimane sullo 0-0. Fantesele e Mammarella in angolo. Qui si è fatto sorprendere completamente Calderolli, infatti chiede scusa. Bello il movimento di Fantesele, poi ancora una volta Mammarella con sicurezza chiude lo spazio. Lo stesso Fantesele dall'angolo a destra, ci ha provato Gianluca in velocità. Riparte l'Acqua e Sapone, Mammarella. Murillo, profondità, Ghi, non trova lo spazio per il destro, Esulito, ancora verso Ghi. Vedete che però non c'è ancora quella precisione che possa portare al tiro ravvicinato i giocatori di Bellarte. Ha chiuso bene, Fabiano mette bene la pressione davanti, è un giocatore molto esperto, un giocatore che conosce bene le dinamiche di questo sport. Tanto Cacà e Fantesele, può ripartire l'Acqua e Sapone. Attenzione a Calderolli, Calderolli va alla conclusione, murata letteralmente da Gianluca, fallo laterale a favore dei padroni di casa. Timido applauso dei tifosi, 500 circa, presenti qui al Pala Rigopiano, mentre noi seguiamo Calderolli. Ghi, ancora Calderolli, non arriva il pallone di ritorno per lui, e quindi Molitierno, vedete, non si intende con i compagni, poi chiede anche scusa, e qui esce di testa su Fantesele che evidentemente non ha chiamato il pallone. No, qui la precisione del lancio di Mammarella, però Molitierno lo conosce bene, ha letto bene la situazione, è uscito con il colpo di testa a mettere in fallo laterale. Seguiamo ancora l'Acqua e Sapone in avanti. Murillo prova ad allargare il gioco, Esulito, palla fuori, rimessa laterale Avellino che sta gestendo molto bene queste fasi iniziali del confronto. Dopo 5 minuti a Pescara si rimane sullo 0-0. Cacà, palla centrale, non c'è nessuno, Gianluca è rimasto molto basso. Nessuno ha seguito, la palla era buona perché aveva scavalcato Murillo e Cacà era riuscito a mettere giù il pallone, ma nessuno è andato a supporto. Nuovi cambi, perché nell'Avellino con la maglia numero 11 c'è anche Bebetigno. Fallo intanto su Ghi, punizione Acqua e Sapone. Seguiamo questo calcio piazzato, abbiamo visto anche un Cacà perplesso, inquadrato dalla nostra Edi Saia in regia. Fabiano ha spinto nel momento in cui è andato a cercare il pallone. Ghi è un giocatore difficilissimo da marcare, certo oggi trova due ostacoli importanti come Fabiano e Victor Mello in fase difensiva. Seguiamo Murillo,
vediamo le sue intenzioni. Calderolli, Murillo, Esulito, Ghi, si torna da Murillo, capitano, ottimo pallone centrale all'indirizzo di Calderolli, ha capito tutto. Molitierno, che ha subito anche un leggero colpo fortuito dall'avversario. Ha tentato una giocata strepitosa Calderolli col colpo di tacco, si era posizionato proprio davanti al portiere. Qui Murillo non trova il corridoio centrale all'indirizzo di Ghi. La rimessa laterale a favore dell'Acqua e Sapone, sul pallone c'è Esulito. Ma la pressione forte sul portatore di palla non consente di dare la palla facile a Ghi. Seguiamo Ghi. Esulito in velocità, palla sul sinistro, morbido all'indirizzo di Molitierno. Poi Murillo protegge, la rimessa laterale a favore dell'Avellino. Come perdono l'attimo in fase difensiva i giocatori della Sant'Abate, e immediatamente la palla arriva a Ghi e diventa problematico perché devono tornare tutti indietro una ventina di metri per difendere. Esulito lascia a Gianluca che può andare alla rimessa laterale. 6 minuti giocati al Pallaricopiano di Pescara, Acqua e Sapone Avellino 0-0, 20ª giornata del campionato di Serie A di calcio a 5. Cacà non passa, buona la guardia di Esulito. Cacà all'indietro, Fabiano, lancio che non arriva, qui tra l'altro rischia qualcosa Cacà, perché e dall'altra parte bel gesto tecnico di Gianluca, la presa di Mammarella, fa ripartire i suoi. Vedete, è un bel gesto tecnico, sì, che però ha dato una ripartenza in superiorità numerica all'Acqua e Sapone. Chiusa immediatamente da Cacà in fase difensiva, chiude la diagonale. Calderolli, Esulito, Cacà, fa ripartire l'Avellino, fallo da parte di Esulito, calcio piazzato, c'è l'ammonizione addirittura per lui per un fallo di mano. Se è fallo di mano è giusta l'ammonizione, vediamo. Andiamo a rivedere. Mi è sembrata un po' fortuita la cosa. Sì, ha preso sul fianco. Qui intanto rivediamo il bel gesto tecnico di Gianluca, sottolineato in regia da Edi Saia, che magari ce lo riproporrà tra poco, perché sono gesti sempre da rivedere, da far vedere ai ragazzi a casa, agli appassionati di questo sport. Esulito, Mammarella, Murillo parte sulla destra, hanno perso la difesa. Ghi, ottima azione di Ghi, ancora ci riprova, solo il palo lo ferma, e poi Molitierno. Che qualità, che giocatore fantastico, che qualità. Andiamola a rivedere, abbiamo il tempo. Hanno perso la fase difensiva. Guarda che ha fatto, subito palo interno che non entra tra l'altro, e poi ci riprova e trova Molitierno. Che qualità, ma che velocità. Mi piace il discorso che sulla seconda palla arriva sempre lui, perché ha una cattiveria agonistica superiore, sa sempre dove va a finire il pallone, lo va a cercare, come in un'occasione della seconda conclusione. Fermato Bebetigno da Esulito, fallo laterale Avellino. Avellino che riesce a mantenere ancora lo 0-0 con l'Acqua e Sapone. Poco fa ha rischiato molto con quel palo, con quell'azione fulminea da parte di Ghi. E qui Fabiano, c'è una ripartenza 3 contro 2, attenzione a Calderolli, non arriva sul pallone mentre stavano rientrando i giocatori dell'Avellino. Splendido l'anticipo da parte di Murillo, che poi buca, doveva avere un attimo più di pazienza, fare una scelta migliore, però rimane il gesto bellissimo in fase difensiva. Abbiamo visto Bebetigno e De Crescenzo che ne è entrato, l'uscita di Mammarella ottima su Fabiano. Esulito, non mantengono il possesso palla i giocatori dell'Acqua e Sapone, quindi torna a proporre gioco l'Avellino. Sul pallone c'è De Crescenzo, mentre Massimiliano Bellarte approfitta di questa sorta di time out improvvisato per dare qualche indicazione ai suoi. Tra poco li ascolteremo i due allenatori, tra l'altro al time out. Intanto ancora una volta Molitierno attento su una conclusione che andiamo a rivedere. Ancora Ghi da lontano di punta, ma c'è una fortissima pressione sul portatore di palla da parte di tutte e due le squadre. Seguiamo Ghi all'indietro, Calderolli, poi Coco Wellington non riesce a imbucare. Ghi parte da lontano, Coco, Calderolli,
dall'altra parte liberissimo Murillo. Calderoli da solo, bella presa, bella la parata da parte di Molitierno, che poi cerca di mettere in moto dall'altra parte Cacà. Riparte ancora Calderoli, Coco, Calderoli a terra, Ghi alla conclusione sul fondo, non c'è fallo, Calderoli a terra, uscita di testa da parte di Mammarella. Gli applausi del Palla Rigopiano per l'eterno portiere di casa. Bella partita, gran ritmo, divertente, le due squadre non si risparmiano, pressano fortissimo il portatore di palla, come è possibile vanno in fase offensiva, portieri attentissimi, l'avevamo già sottolineato che sono i due portieri della nazionale italiana e sono due fuoriclasse assoluti. Intanto seguiamo l'Avellino con Bebetigno in avanti, riesce a mantenere possesso Cacà, 2 su di lui, rimessa Avellino, mentre rientra Fantesele da una parte e dall'altra è pronto anche Nicologi, che ecco che lascia il campo. Calderoli in casa a questa pure. Fantesele, Bebetigno, De Crescenzo ben marcato da Avellino, non può arrivare il pallone al numero 6. L'idea era buona, però il passaggio era impreciso. Seguiamo adesso Nicologi, Jonas, scarico all'indietro, si fa vedere Coco, Nicologi, finte, tiro sul primo palo, c'è Molitierno. E si allunga Nicologi quando esce Ghi, come in questa occasione, per non variare la tipologia di gioco, pericolosissimo. Un'altra bella parata di Molitierno. E poi una conclusione volante per il vantaggio. No, c'è blocco. Visto un blocco, ci sono le proteste da parte dell'Acqua e Sapone, in particolare con Nicologi, mentre era andato a festeggiare con i tifosi Avellino. Qualcuno direbbe falso allarme e quindi si rimane sullo 0-0. Siamo stati ingannati perché avevamo visto partire, andare a festeggiare, guarda. Andiamo a rivedere. Secondo me non c'è blocco. No, assolutamente. Infatti ci hanno ingannato. Mentre dall'altra parte De Crescenzo cosa riesce a divorare davanti a Mammarella soletto. No, era passato Mammarella, proprio era davanti alla linea di porta e ha messo alto. È riuscito a fare un capolavoro a favore però dell'Acqua e Sapone in questa circostanza. Certo non l'avrà fatto apposta, ma rimane il fatto che stavolta l'Avellino ha avuto l'occasione per passare in vantaggio. Dal possibile 1-0 Acqua e Sapone, De Crescenzo ha avuto la palla dell'1-0 a favore dei giocatori della Sandro Abate. Qui forse c'era fallo. Stiamo rivedendo, guarda De Crescenzo che poi se la prende con il palo. E ci è andato troppo sicuro, corpo indietro, la palla si è alzata incredibilmente da un centimetro. Victor Mello, Fantesele, palla in avanti per De Crescenzo, scarico, centralmente Jonas, vanno a chiudere Jonas e Coco, Nicologi, palla all'indietro, proprio Avellino. Rimessa laterale a favore però, ed è un gioco di parola per l'Avellino e per la Sandro Abate. De Crescenzo intanto prende posizione di pivot, mentre De Crescenzo parla con i compagni e si scusa per l'occasione di poco fa. Non sa neanche lui come ha fatto a non metterla dentro. Ricordiamo il gol annullato, che a nostro avviso non c'era il blocco, una grandissima conclusione al volo di Avellino che aveva incrociato sul secondo palo. Partita molto bella, divertente tra due belle squadre. Siamo a metà gara, però si rimane sullo 0-0, questo significa che fin qui, come direbbero quelli colti, hanno avuto la meglio le difese sui rispettivi attacchi. Io direi che ci sono state delle occasioni talmente grandi come il gol annullato, forse ingiustamente, almeno a nostro giudizio. Dall'altra parte l'errore da parte di De Crescenzo, perché qualche gol avremmo potuto vedere, il palo di Chi. Quindi una partita tutta da vivere. L'Avellino sta in partita molto bene con l'Acqua e Sapone, se la gioca alla pari, e andiamo a vedere Fantesele, fermato al momento della battuta, pallone che è per Ghi sul destro con la chiusura di Fantesele, non c'è fallo. È una partita tutta da vivere. Splendida, con grande agonismo, grande velocità e soprattutto grande qualità. Siamo curiosi di ascoltare le parole anche dei due allenatori che avremo sicuramente al time out fra poco. Vedremo chi sarà il primo a chiamarlo, ma siamo curiosi di sapere cosa diranno ai rispettivi quintetti, perché davvero stasera le due squadre stanno giocando molto bene. Qui Ghi centralmente, bravissimo in fase di copertura Bebetigno. E qui veramente ha dato una grandissima mano Bebetigno, perché erano in difficoltà
i difensori della Sant'Abate. Attenzione, Coco, guarda che Avellino, pressione Ghi. forte. Nicologgi rimane basso numero 19 Avellino. Nicologgi incespica sul pallone, rimessa laterale però a favore dell'Acqua e Sapone. Ha fintato ma si è dimenticato letteralmente il pallone, è rimasto indietro. Poi Fortuna ha voluto per lui che la palla l'ha recuperata per un fallo laterale. 9 minuti e mezzo da giocare al Palladico di Pescara, anticipo della 20ª giornata del campionato di Serie A di calcio a 5. Acqua e Sapone e Avellino sono sullo 0-0 con Ghi che calcia alto. Sì, troppo da lontano qua, deve essere più vicino alla porta per cercare la conclusione. Ecco, guarda la pressione qua. Ottima, attenzione a Coco e poi lo scarico per il vantaggio facile di Ghi, assist perfetto di Coco. Andiamo a rivedere questa gol dell'1-0 a favore dell'Acqua e Sapone. Vediamo, vedete Fantesele perde il duetto con Ghi che poi cede al compagno di squadra, assist perfetto e poi davanti alla porta spalancata Ghi non può fare altro che realizzare il gol del vantaggio dell'Acqua e Sapone. 1-0 così dell'Acqua e Sapone sull'Avellino. Time out, eravamo curiosi di ascoltare le parole dei due allenatori, andiamo sulla panchina dell'Avellino a sentire cosa dice ai suoi Marcelo Battista. Basta, organiza qua. Quando esse homem, guarda qua que sucede, esse jogador de Louro, esse abre qua, que esse homem de Louro entra para fazer essa busca cá, que esse homem deve entrar atacado, altrimenti é inútil pressionar, então é melhor que torne lá dentro, é a prima coisa. Para o Shida Prece, que está bom para jogar, quem? Kaká é destro, justo? Kaká qua, dove vai partir o homem? Escaricou a pala, parte esse homem de qua. E esse homem alarga, e que esse homem quando entra de qua, óbvio que entra qua e se firma. Gente, Alenamone Giorno, esse homem tá vindo qua, vai via, paralela, já é movimento. E se vai via, que se esse homem andado, quem é o Mantino qua, Vitor? Olha aqui, ó, prende tudo esse campo, vai de lá. Você no movimento que Alenamone Giorno. E outra, captou já do Cautidango Legou, pero esce fora o gol, se vem para o bloco, esce fora. Continua a jogar, 9 minutos, é sucesso de gol. Bom, basta, já sabe qual é a atitude do árbitro. Non è qualsiasi cosa che va da fallo, continuiamo a giocare. Continuiamo a giocare, le parole di Battista che dice ai suoi: ci alleniamo tutti i giorni, non possiamo fare errori in fase di scarico palla o meglio in fase offensiva. Guarda, sul gol c'è l'errore di Fantesele che tenta di dribblare e qui Ghi è stato bravissimo perché ha intuito la direzione dove voleva spostare il pallone. Poi hanno protestato per un fallo, a mio avviso non c'era, era sicuramente un'entrata da parte di Ghi per rubare il pallone, però lui ha detto delle cose giuste. Attenzione qui, seguiamo subito l'Avellino pericolosamente in avanti, Avellino con Kaká che si era portato in posizione centrale. Finisco il concetto, sulla lavagna è una cosa, poi dentro al campo è un'altra. È chiaro che preparano dei movimenti, ma qui la lettura la deve fare il giocatore, l'allenatore conta poco. Seguiamo ancora l'Avellino, Avellino alla ricerca del pareggio, la battuta dalla lunga distanza, una battuta che però non trova lo specchio della porta avversaria, quella di Victor Mello, mentre rientra Murillo in casa Acqua e Sapone e Mammarella fa ripartire Esulito. Murillo, Coco, Ghi, belle le sue finte, si è liberato di un uomo, poi scarico all'indietro, Murillo, ancora Ghi, battuta di Coco, Mammarella va a recuperare. Tutto il gioco dell'Avellino tutto sotto la metà campo. Tutto il gioco dell'Acqua e Sapone è tutto rivolto a far arrivare il pallone a Ghi che poi decide. Attenzione. Vediamo Murillo, non salta Victor Mello, si è abbassato molto l'Avellino. Ma è fisiologico, quando tu hai 8 giocatori più Rocia di livello altissimo e i cambi cominciano a pesare. Esulito, palla sul sinistro, respinta di Kaká, c'è Coco che chiama Schemi, andiamo a vedere. 8 minuti e mezzo alla fine del primo tempo, Acqua e Sapone avanti 1-0 sull'Avellino, profondità, Esulito torna in possesso, Calderolli, scarico centrale, non arriva il pallone a Coco, può ripartire l'Avellino, lo fa da sinistra con Gianluca, c'è largo Fantesele, si rimane invece sull'out sinistro, sulla parallela, e allora Kaká, conclusione dalla distanza murata da Calderolli.
Buona la transizione, poi dopo qui Kakà cerca una conclusione dai 15 metri veramente complicata, tra l'altro col difensore davanti che riesce a respingere. Fantesele, Victor Mello, Gianluca, Fantesele, Victor Mello, Kakà, errore in fase di impostazione, si stava portando sulla sinistra Gianluca, riparte Coco, Calderolli, Murillo, sbaglia Calderolli, poi torna in possesso, la rimessa laterale fuori dell'Acqua e Sapone, attenzione a Isulito, c'è Victor Mello sulla sua strada e ora Mammarella, Isulito, Murillo, gestione difficile da parte dell'Acqua e Sapone, pressing molto alto dell'Avellino, Jonas a campo, Jonas il destro alto. È veramente una cosa bellissima da parte di Murillo, che era in difficoltà, dalla difficoltà è riuscito a uscire con grande qualità, poi a trovare un passaggio a tagliare il campo per Jonas, che è andato a conclusione. Veramente grande giocata. Fabiano, rimessa laterale Avellino, Gianluca, Kakà, salta Murillo, poi il pallone di ritorno da parte di Fabiano non arriva. Gianluca, Jonas, Murillo, qui non arriva invece Jonas dall'altra parte, commette anche un fallo ingenuo, lo definirei così, su Gianluca. Secondo me velenoso, perché stava partendo in transizione in superiorità numerica. Gianluca con esperienza, Jonas ha commesso questo fallo. Calcio piazzato a favore dell'Avellino, c'è Moliterno che chiede spiegazioni all'arbitro, avrebbe voluto un cartellino. Ma non era da cartellino, era un fallo intelligente però. Fallo tattico. Fabiano riparte ancora sulla destra da questa parte. Calderolli, colpo di testa, si perde il pallone, Avellino gli passa sotto le gambe letteralmente. Si rimane sull'1-0, minuti da giocare 6 con 40 secondi effettivi, primo tempo, situazione falli 3, quelli dell'Acqua e Sapone 1 per l'Avellino. Avellino che prova sulla sinistra con Kakà, non passa l'uomo, rimessa laterale ancora a favore degli ospiti che sono caricati da Marcello Battista, che in panchina continua a dare indicazioni ai suoi, vuole una riscossa dopo il gol del vantaggio dell'Acqua e Sapone. Firmato Ghi, tra l'altro sottolineo che è il 18° gol in A per Ghi quest'anno. No, ma è l'uomo che fa attenzione qua. Fantesele, il pareggio, un'azione personale da parte del numero 9, centralmente sfonda la difesa avversaria. Andiamo a rivedere cosa ha fatto Fantesele, un gol eccellente, vedete come parte, non c'è Jonas, non c'è Calderolli, non c'è nessuno che possa fermarlo, trova l'angolo alla sinistra di Mammarella. Sì, qui secondo me Avellino scappa all'indietro, lascia troppo libero per la conclusione, lui poteva sicuramente cercare di chiudere lo spazio a Fantesele lasciando libero Fabiano, che era un po' più defilato, sarebbe stato più semplice per Mammarella. Jonas sul fondo per Fantesele, 15° centro stagionale in Serie A. Il giocatore quando strappa diventa devastante, Fantesele. Fabiano, adesso dobbiamo seguire con ancora maggiore interesse questa partita, una partita, l'avevamo detto, che l'Avellino sta interpretando al meglio. Rimessa laterale a favore dell'Acqua e Sapone. Comunque Fantesele è un giocatore che era partito come una grandissima promessa, poi si era un po' perso nelle serie minori, ha riconquistato la Serie A. È sempre un giocatore di grande spessore e qui ci ha provato Jonas da posizione impossibile. E qui Moliterno poteva evitare proprio questa uscita, ha rischiato tantissimo, ha lasciato libera la porta. Era anche molto difficile da quella posizione trovare la porta per Jonas. 5 minuti e 50 secondi da giocare nel corso del primo tempo. Moliterno, colpo di testa di Nicologi verso Jonas.
rimessa laterale a favore dell'Acqua e Sapone, perché Gianluca non ha avuto l'accortezza di mettere il pallone a terra. Nicologi, Jonas, Calderoni, Avellino, non arriva il pallone centralmente verso Nicologi, era pronto Nicologi in posizione centrale a 1 metro, forse 2, Jonas pronto anche lui, mentre arriva la battuta di Nicologi. Avete visto che sinistro da parte sua, volante, che rivedremo a breve, altra battuta pregevole verso la porta avversaria, e adesso non arriva ad un soffio invece dall'altra parte di Gianluca la possibile battuta da posizione centrale. Mammarella fa ripartire l'Acqua e Sapone. Jonas, pressing su di lui da parte di Fantesele, il fallo commesso dal numero 9 dell'Avellino. Qui è entrato con troppa irruenza, però il concetto è giusto, non far giocare gli uomini di Bellarte, pressarli fortissimo. Messa laterale a favore dell'Acqua e Sapone. Sul pallone Jonas, intanto stiamo rivedendo il tiro di poco fa di Nicologi. Sul pallone c'era sicuramente Molitierno, ma il pallone ha accarezzato la parte superiore della traversa. Avellino, Coco, errore. Jonas riesce a far tornare i suoi in possesso, poi c'è fallo proprio su di lui, punizione a favore dell'Acqua e Sapone, mentre Jonas lascia il parquet perché rientra Ghi. Non lo so se c'è fallo, che secondo me si è allungato un po' il passo Jonas, poi con esperienza si è lasciato andare. Dalle proteste vibranti dell'Avellino potrebbe pure non esserci. Andiamo a vedere però Nicologi da posizione interessante col suo sinistro, c'è anche Avellino pronto, Ghi invece largo a sinistra con Coco Wellington vicino al portiere. Avellino, Nicologi sbaglia tutto, messo male col corpo, tra l'altro difficile da quella posizione con 3 giocatori dentro la porta. Molitierno fa ripartire l'Avellino da sinistra. Gianluca, Victor Mello, non si intende con De Crescenzo, poi subito profondità per Ghi. De Crescenzo mette a terra Fantesele, allarga sulla destra per Gianluca, pallone troppo largo, troppo esterno. È giusto, però rischiano molto anche sbagliando, ma vogliono creare una situazione complicata per l'avversario sempre, tutte e 2 le squadre. Non ha chiamato ancora il time out Massimiliano Bellarte. Victor Mello, Fantesele, fallo sul numero 9 piuttosto netto, evidente, un pestone addirittura su di lui, giustamente, problemi alla caviglia sinistra per Fantesele. Andiamo a rivedere, ne chiedeva 2 Victor Mello, ecco. Secondo me non aveva torto, se l'arbitro fischia questo e ce n'era uno precedente, fallo su Victor netto Mello da parte di Avellino su Fantesele. No, ne stavano chiedendo 2 di falli, perché l'azione è iniziata con fallo. Secondo me, se abbiamo l'opportunità poi di rivederlo, su Victor Mello che aveva impostato l'azione, sarebbero andati a 5 falli, a 4,17 al termine. È molto importante da questo punto di vista. Attenzione alla punizione. Vediamo però Gianluca, perché ha preso una buona rincorsa. C'è Victor Mello col suo sinistro, c'è De Crescenzo in posizione defilata sulla destra, mentre dall'altra parte si prova a farsi vedere Fantesele. Vediamo, è proprio Fantesele che cerca De Crescenzo, ottima parata da parte di Mammarella, e poi Gianluca non trova lo specchio. Bravo Mammarella qui, molto molto bravo, bella giocata qui. Pensavano tutti che calciasse Victor Mello, invece ha calciato De Crescenzo. Ghi, De Crescenzo fa tornare i suoi in possesso, ancora Ghi, Coco e Ghi su sinistro, rimessa laterale a favore dell'Acqua e Sapone. Ghi quando attacca fa paura. Guarda, la carica agonistica di Ghi mi ricorda molto la carica agonistica di Borruto. Cerca subito la porta Nicologi. 4 minuti da giocare, 1-1 tra Acqua e Sapone e Avellino, 20ª giornata del campionato di Serie A di calcio a 5. Break dell'Avellino, poi subito Coco, ammonizione per De Crescenzo per il fallo di poco fa commesso su Coco Wellington.
Questo è un fallo santo, un'ammonizione che si è spesa benissimo. Spesa bene da parte di De Crescenzo. Sarebbero andati in porta i giocatori dell'Acqua e Sapone. Andiamo a rivedere. Fallo nettissimo su Coco. Ma Coco prima ruba un bel pallone e poi dribbla, sarebbe stato un 3 contro 1, ha fatto benissimo, tra virgolette, naturalmente. E fa situazione falli, tra l'altro interessante, 4-4 da giocare ancora, 3 minuti e 51. Forse vedremo tiri liberi. A questo ritmo c'è il rischio, sì. Avellino o Nicologi, vediamo. Nicologi, palla sul sinistro, sempre pericoloso, il numero 21 dell'Acqua e Sapone. È molto bravo Moliterno, è attento, guarda qua, la palla sbuca all'ultimo, ci mette la mano destra. Si sarebbe insaccata e invece è bravo Moliterno a metterla in angolo. Ma l'avevamo detto che siamo stati facili profeti. È una partita, anche una sfida tra due grandi portieri, Mammarella da una parte, Moliterno dall'altra, un classe 84 da una parte e un 89 dall'altra. Quando si gioca a questi ritmi la partita è piacevole, divertente, c'è tanto agonismo. Avellino con Nicologi. Non riescono a uscire i giocatori dell'Acqua e Sapone. Adesso però ci prova Coco. Ghi non trova il compagno. Scarica dall'altra parte. Nicologi 1 contro 1 con Fanteselli. Non trova contatto con la palla. Troppe finte per lui. Fuori Avellino, dentro Murillo per gli ultimi 3 minuti. È tornato il capitano dell'Acqua e Sapone sul parquet. C'è anche Cacà che, vedete, gira al largo. Vediamo proprio Cacà chiamato in causa. L'anticipo di Murillo. Ghi. Break dall'Avellino. Victor Mello. Cacà. Salta l'uomo di netto ma porta il pallone in fallo laterale. Murillo. Nicologi. 3 da giocare. Le finte di Nicologi. Scarica il sinistro. Stavolta ha saltato benissimo Fanteselli. La finta fantastica, bravo Victor Mello a fare difesa della porta. Coco. Murillo. Non arriva il pallone a Ghi. Ancora Murillo. Nicologi. C'è Cacà sulla sua strada. Nicologi. Recupera Coco. Non chiama in causa Mammarella, giustamente. Torna invece sulla sinistra da Ghi. E poi va la battuta. Proprio Coco Wellington. Attento Moliterno che fa ripartire Fanteselli. Troppo largo il pallone per lui. È bravissimo Ghi anche in fase difensiva. Abbiamo visto come ha seguito lo scatto di Fanteselli ed è riuscito ad accoppiare l'attaccante. Cacà. Victor Mello. Fanteselli. Imbucata centrale per Cacà. L'anticipo di Calderolli in fallo laterale. Mi sto divertendo. L'avevamo detto che sarebbe stata una grande partita. Temi tecnici, temi tattici, grande qualità sul parquet, rapidità. Ci sono tutte le componenti per vedere un match molto interessante. Fanteselli non passa qui. E allora Coco. Dico, ci eravamo lasciati con Mantova Rieti, che è stata una grandissima partita. Altra grande partita risolta, se non sbaglio, 6-7, cioè 7 Rieti, 6 Mantova nel finale, ma una partita bellissima, tutta da vivere, con due formazioni che hanno dato grande spettacolo e stasera provano a fare lo stesso Acqua e Sapone e Avellino. Murillo. Calderolli. Ghi. Ottimo pallone e grande parata ancora una volta di Moliterno, mentre Fanteselli ha spazio e trova una battuta verso la porta avversaria che però non inganna Mammarella. C'è la deviazione, penso, del difensore, guarda qua, ma Moliterno parata Grande strepitosa parata. E qui è Murillo che riesce a deviare il pallone. C'era sul secondo palo, mi sembra, ma era pronto anche Mammarella. sì, ma era una buona ripartenza. C'è Cacà basso, vediamo se va da lui. Eccolo Cacà, sinistro. Mammarella. Murillo. Attenzione a Jonas. Non arriva il pallone. Victor Mello fa ripartire Fanteselli mentre si fa vedere Bebetigno. Fanteselli.
Jonas. A terra Murillo, contatto con Fantesele. C'è fallo, quinto fallo. Ammonizione per Fantesele. Fantesele lascia il parquet, pronto Gianluca nell'Avellino. Murillo gli aveva preso il tempo, vediamo. Mi sembra netto il fallo. Sì, beh, lo tiene, ecco qui lo trattiene per il braccio. Aveva preso il tempo e lo spazio. Murillo non poteva fare niente qui. Fantesele, altro fallo speso bene, però 2 ammonizioni già per 1 minuto e 24 da giocare, situazione falli, vedete 4 quelli spesi dall'Acqua e Sapone, 5 per l'Avellino. Vedremo se ci sarà tempo e spazio per un tiro libero. Intanto Calderoli. Murillo, ottimo pallone per Calderoli che sotto misura di poco non trova lo specchio della porta avversaria, ma vedete che qualità quella proposta dall'Acqua e Sapone. Ottimo assist, conclusione volante in torsione da parte del giocatore del numero 9 dell'Acqua e Sapone, mentre c'è un contatto isolito Moliterno. Riparte l'Avellino a 1 minuto dal termine della prima frazione. Grande equilibrio al palla di Copiano. Le finte di Bebetigno. Gianluca non trova Cacà. 57 secondi all'epilogo della prima frazione sull'1-1. E qui stiamo rivedendo l'occasione di poco fa. No, assolutamente nulla. Jonas esulito, prova a farsi vedere Murillo, ma Jonas fa, o meglio esulito fa da solo, va alla conclusione alta e poi Moliterno può far ripartire l'Avellino. Avellino che davanti propone Cacà sempre marcato in questa fase da Murillo, mentre Jonas, attenzione perché arriva una sorta di assist involontario per Fabiano che però con il suo destro non trova lo specchio di Mammarella. Qui sono andati in 2 su Bebetigno e si sono ostacolati. Sulla seconda palla Fabiano è arrivato ma non è riuscito a colpire con potenza il pallone. Murillo, ultima giocata Acqua e Sapone, vedete non affrettano i tempi, non vogliono dare la ripartenza all'Avellino. Murillo, Jonas, risulito, prova a piazzare e poi anche a cercare centralmente Murillo. 13 secondi all'epilogo. Moliterno non trova Fabiani. 8 secondi. Vediamo, ci sono 8 secondi ancora da giocare. Vediamo se tengono il pallone o tentano una giocata. Vediamo Mammarella. Jonas, 7 secondi, esulito, devono andare alla conclusione. Palla ottima per Calderoli che stavolta però perde il momento topico, non riesce a gestire un pallone molto interessante, non trova lo specchio quindi della porta, si rimane sull'1-1, 1 secondo, esulito da destra. Errore clamoroso della difesa dell'Avellino. Attenzione, Murillo non può calciare. Finisce così 1-1 il primo tempo di questo confronto. Gol di Ghi, il 18esimo in questa stagione. Pareggio di Fantesele, 15esimo centro personale in Serie A per lui. Un 1-1 che definisco giusto perché le due formazioni si sono affrontate alle pari. Devo dire di una formazione ospite che oggi ha davvero sorpreso per qualità e quantità. Beh, è un risultato tutto sommato giusto. Ricordiamo il gol annullato all'Acqua e Sapone e l'errore sotto misura da parte di De Crescenzo, per cui fondamentalmente è un risultato per quello che abbiamo visto come gioco che ci può stare. Due squadre spavalde che giocano a viso aperto, che giocano con qualità, con aggressività, agonismo, per cui ci aspettiamo un grande secondo tempo. 10 vittorie consecutive per l'Acqua e Sapone che per oggi pareggia 1-1, vedremo se arriverà all'11esimo oppure no. Dall'altra parte invece ricordiamo che l'Avellino arriva qui da una serie negativa di 3 sconfitte consecutive. Tra poco ascolteremo anche degli ospiti, poi ci sarà tutto il tempo per vedere il secondo tempo di una partita che giudichiamo davvero eccellente. Linea a Roma per un breve stacco e ci risentiamo per intervista al secondo tempo. De Crescenzo, Fabiano,
Scarico su Moliterno, pallone troppo profondo, pallone difficile, quasi impossibile per De Crescenzo. Riparte l'acqua e sapone, Murillo con Jonas, Ghi, Murillo, Coco Wellington non può arrivare, non c'è la precisione stavolta da parte di Ghi per Coco, e allora Avellino con Fanteselli. De Crescenzo, De Crescenzo non salta, Murillo. Sì, ma tiene un buon pallone, raddoppiato anche, riesce a non farselo rubare. Fabiano per Moliterno. Sta giocando una buona partita De Crescenzo nel ruolo di pivot. Eccolo De Crescenzo, ottimo pallone per Fantesele, Fantesele sulla sua strada trova Jonas. Che spettacolo, aveva sterzato improvvisamente verso destra, è andata a conclusione. Jonas è riuscito a mettere il piede sinistro mentre era completamente squilibrato e riuscire a deviare in calcio d'angolo. Seguiamo De Crescenzo dalla destra, mentre rimane basso Fabiano. Vedremo se sarà lui, il numero 3, a andare alla battuta. Eccolo Fabiano, palla sul sinistro, subito alla conclusione Mammarella prova a far ripartire Coco Wellington. Ghi, tutto schierato l'Avellino all'indietro, difficile trovare spazi per l'acqua e il sapone. Jonas per Murillo, Gianluca, palla sul destro, Gianluca, conclusione Mammarella, e poi arriva De Crescenzo, pallone ancora fuori. De Crescenzo si ricorderà questa serata perché due occasioni eccellenti per lui non le ha capitalizzate. Andiamo a rivedere De Crescenzo fuori. Dopo voglio avere la possibilità di rivedere se Mammarella era fuori area, perché mi è sembrato che la parata fosse fuori area sulla prima parata di Gianluca. Andiamo a rivedere, questo è Gianluca, e penso proprio al limite. Sì. Ma al limite tanto Murillo, colpo di destra di Fantesele, De Crescenzo non addomestica, e quindi Jonas, Murillo, Ghi, non salta Fantesele, è partito con la sua velocità. Fantesele, destro, alto. Non lo so, è difficile, ma è molto decisivo quella posizione, perché sarebbe stata espulsione lì. Poi, con un attimo di pausa, se riusciamo a trovare un frame in cui Ghi, Coco Wellington centralmente non trova Jonas, ha capito tutto Gianluca che prova a partire sulla destra, ha fatto fuori due avversari, fermato da Coco, rimessa laterale a favore dell'acqua e sapone con Murillo che scarica all'indietro per Jonas. Si fa vedere Coco, le indicazioni di Bellarte. I piedi sono sulla linea di Mammarella e il corpo va in avanti, probabilmente è fuori aria. Per me, una mia opinione. Jonas, alla centrale, buona la presa di Moliterno, fa ripartire Fabiano. Fantesele, qui rischiamo perché il pallone è messo fuori, ci sfiora in posizione di telecronaca. 3 minuti giocati, qualcosa meno. Vedete come sia attivo Massimiliano Bellarte con i suoi, mentre De Crescenzo non salta Murillo. Mammarella, Jonas, Coco Wellington, Ghi nonostante la marcatura riesce ad andare ad una nuova conclusione. Questo giocatore non finisce mai di sorprendere. Molto bravo, qui reclamavano per un blocco. Murillo fermato in angolo. Angolo, vediamo Coco Wellington, mentre Ghi si propone pivot centrale. Murillo va incontro, Coco non trova il pertugio giusto per mettere centralmente verso Ghi. Rimessa laterale però a favore dell'acqua e sapone. Arriva a una conclusione sporca e inutile da parte di Murillo, che regala letteralmente possesso palla agli avversari. Molto attivo l'allenatore
dell'Avellino, Marcello Battista, che continua a dire ai suoi che vuole che prendano campo e che riescano a salire magari insieme e a dare più fastidio alla retroguardia degli avversari, impensierire maggiormente Mammarella. Così ci ha provato Fabiano sulla sinistra. Mammarella, Murillo e Coco. Si va centralmente per Ghi, mentre abbiamo visto già ripartire Fabiano dall'altra parte. La rimessa laterale però a favore dell'Acqua e Sapone, cambi continui. Adesso c'è anche Nicologi che prende il posto di Ghi nell'Acqua e Sapone. Beh, ma questi ritmi bisogna cambiare molto velocemente perché si spende tantissimo. 4 minuti quasi giocati effettivi nel corso della seconda frazione. Si rimane sull'1-1 in questo anticipo della 20ª giornata di Serie A di calcio a 5. Anche Victor Mello rientra, lascia il parquet Fabiano, dicevamo della 20ª di Serie A. Una 20ª importante perché ricordiamo che in classifica l'Acqua Sapone è seconda a un punto da Pesaro e arriva a questa partita con una serie di 10 vittorie consecutive. Nicologi prova la battuta, c'è Molitierno attento anche, vedete, su Avellino. Ha subito un colpo, si ferma, fair play, sottolineiamo sempre questi aspetti. Avellino si è scusato con Molitierno mentre stiamo rivedendo ancora questa conclusione da parte di Gianluca. I piedi sono sulla linea. E qui vediamo Mammarella. A mio giudizio le braccia dovrebbero essere all'interno dell'area, vista così. Vabbè. Però non siamo in linea. Molto difficile, Sì, molto complicata. È difficile anche perché non abbiamo la camera in linea. Sì, è impossibile. io dicevo che perché lui fa un gesto per andare in avanti nel momento, perché si mette sulle punte dei piedi. Per quello sostenevo che probabilmente poteva essere anche leggermente fuori. Molto difficile comunque da... Ottima uscita da parte dell'Acqua e Sapone. Bello il pallone di Coco e seguiamola allora questa azione prolungata da parte dei giocatori di Bellarte con Calderolli che non rischia, poi cede proprio a Coco, lascia Nicologi ad Avellino. Calderolli, arriva Coco, si va dal numero 19 che poi va alla battuta, c'è Fantesele in copertura, rimessa laterale a favore dell'Acqua e Sapone. Giocati quasi 5 minuti della ripresa, sempre 1-1 tra Acqua e Sapone e Avellino. E seguiamo adesso Esulito. Avellino, Calderolli, palla sul sinistro, fermato da Victor Mello. Provano a farsi sentire anche i tifosi dell'Acqua e Sapone, che cerca l'11° successo consecutivo in campionato. Esulito, salta l'uomo, Esulito ancora la puntata, fermato da Gianluca. Molto bravo Gianluca a dare sostegno al compagno che era stato saltato facilmente da Esulito. Battuta di Avellino, pallone messo fuori da Fantesele, possesso palla ancora Acqua e Sapone. Non c'è una squadra che ha preso il dominio del gioco, tutte e due stanno facendo controfallo visto, quindi rimessa laterale da parte dell'Acqua e Sapone che cede invece l'incombenza agli avversari. Controfallo con Fantesele, subito possesso, Fantesele allarga il gioco, Victor Mello, proprio Fantesele prova di prima ad innescare Gianluca. Molitierno, Cacà, rimessa laterale ancora Acqua e Sapone. Qui in difficoltà Cacà perché si fa trovare Esulito. Seguiamo questa buona iniziativa di Esulito, sembrava gol, pallone fuori, ma ancora una volta l'Acqua e Sapone molto pericolosa vicino al gol del 2-1 e rivediamo Esulito, salta l'uomo, palla che passa sotto le gambe di Gianluca, ma non trova lo specchio. Gianluca, rimessa laterale ancora Avellino. Giocati 5 minuti e 27 secondi effettivi di gioco in questo
secondo tempo della 20ª giornata del campionato di Serie A, con l'acqua e sapone alla ricerca del gol di vantaggio, visto che gioca in casa con l'Avellino. Un Avellino tenace, sta giocando molto bene alla pari, un Avellino che arriva qui dopo 3 sconfitte consecutive, ma sembra completamente rigenerata la formazione di Marcello Battista rispetto a pochi giorni fa. E poi la battuta adesso di Nicologi, ancora Fantesele in chiusura. Al momento c'è da dire che nessuna delle due squadre meriterebbe di perderla questa partita, perché stanno giocando il risultato molto giusto bene. fin qui. Avellino, nuovo angolo, suggerimenti di Battista per i suoi in marcatura. Nicologi prova a farsi vedere, arriva anche Avellino, Esulito, ci ha provato Calderolli, colpo di testa di Victor Mello, ancora Calderolli, seguiamo Esulito, cambia completamente il gioco, Nicologi si mette il pallone sul destro, bravo ancora una volta Moliterno, poi prova a ripartire Fantesele, ma la rimessa laterale era dell'Avellino, quindi controfallo, sì. No, era per l'acqua e sapone, però l'hanno battuta probabilmente con palla in movimento o con palla dentro, sì. E l'arbitro ha dato il cambio della rimessa. È probabile che sia stata questa la spiegazione. Andiamo a vedere Kakà che adesso non commette l'errore di poco fa, mentre Massimiliano Bellarte parla con la direzione di gara, timide proteste per lui. Kakà, torniamo in presa diretta, 6 minuti giocati. Attenzione, Proteste ancora, cartellino giallo per Murilo in panchina per proteste. Vieni ancora, devi alzare la casacca per dire che il numero 8 è stato ammonito, come se non conoscessero i giocatori, gli arbitri. Ma comunque, al di là di questo, qui l'arbitro è stato chiamato al terzo uomo, che stava discutendo con Murilo. Probabilmente non si è capito il motivo dell'inversione del fallo. Noi eravamo proprio qui sopra e abbiamo capito, ho visto l'arbitro fare il movimento come di palla in movimento, per cui cambio del... Vabbè, comunque è opinabile. Al di là di questo, Bebetigno fa ripartire ancora i suoi, pallone profondo, Fantesele non può arrivare, copertura di Avellino, esce Calderolli, dentro c'è Ghi che va in profondità con Esulito che si abbassa per cercare palla sulla destra. Esulito, Nicologi, ancora Esulito, Ghi, Avellino, ottimo il pallone per Esulito, grande chiusura di Kakà, grandissima chiusura, perché era stato pescato alle spalle. Kakà, non vedi, era in ritardo, è andato immediatamente a buttarsi in scivolata e a murare. Nicologi, Esulito, trova un Pertugio, non trova Ghi, Moliterno, Kakà alla sul sinistro, che potenza, Fortunato, perché secondo me non voleva quello stop, però con lo stop aveva superato il difensore e poi ha tentato la conclusione di sinistro da molto lontano. la concentrazione di Mammarella inquadrato dalla nostra regia, ringraziamo Edi Saia, intanto Esulito e poi Mammarella, Avellino, Nicologi, sbaglia Ghi, E qui aveva sbagliato completamente la difesa Bebetigno, si era perso l'uomo, è stato graziato. Bebetigno, Kakà, pallone di ritorno di Fantesele, colpo di testa a liberare da parte di Mammarella, ha provato Bebetigno, non c'è né potenza né precisione per lui, mentre rientra Murilo, che ricordiamo ammonito poco fa mentre in panchina protestava. Eccolo il capitano, profondità per Ghi, il pallone stava per arrivare, numero 11, la rimessa sarà certamente dell'acqua e sapone, Sì, l'ha sporcata, un angolo da destra. Victor Melo l'ha sporcata Giusto quel così. tanto proprio per evitare il controllo di Ghi. Prova ad accelerare la formazione di casa. Adesso seguiamo Esulito, cercano il gol del vantaggio, arriva la battuta volante di Nicologi con Fantesele che va a murare il sinistro del numero 21.
Buona reattività sulla difesa a zona, è uscito rapidamente Fantesele, non si è fatto sorprendere. Esulito. Nicologi. Le sue finte. Palla sul destro. Nicologi. Bravo Moliterno. Ancora una volta Nicologi, destro e sinistro. Col destro stavolta impegna Moliterno. Andiamo a rivedere. Grande parata. Ancora una volta. Esulito. Centralmente non trova Nicologi. Cacà. Fantesele. Bebetigno. Non c'è fallo. Nicologi. Fermato da Victor Mello. Fantesele da solo, 3 su di lui. Anche qui non c'è fallo di Ghi. Riparte l'acqua e sapone sulla destra con Esulito. Murilo. Sembravano 2 falli netti da sopra. Evidentemente gli arbitri hanno visto meglio di noi. Vediamo. Richiamato intanto Victor Mello. E questo è fallo, lo prende in pieno sulla caviglia. Victor Mello esce, dentro Fabiano. Giocati 8 minuti nel corso della ripresa, si rimane sull'1-1. Gianluca. Bebetigno. Palla sul sinistro. Ci prova l'Avellino. Non c'è deviazione. Mammarella. Murilo. Esulito all'indietro. Jonas. Ghi. Non c'è fallo. Gianluca. Fabiano. Bello il pallone di ritorno di Cacà per Gianluca, che è rimasto troppo basso. Era una grande idea quella di Cacà, ma Gianluca era rimasto più arretrato, sperava in un passaggio leggermente indietro. Ghi per Murilo. Jonas si abbassa. Murilo, o meglio Ghi, prova da solo. Respinge ancora Moliterno. Jonas va da Esulito, uscito Ghi stremato. Dentro Coco Wellington. Tunnel di Esulito su Gianluca. Esulito. Murilo. Coco. Palla sul sinistro. Potente. Sta giocando benissimo Bebetigno. Il poco che ha giocato l'ha fatto alla grande, fase difensiva molto attento. Qualità quando esce col pallone col suo sinistro. Altro giocatore d'esperienza, classe 86. Mentre ci sono gli applausi per gli inservienti che entrano sul parquet e vanno ad asciugare, pronti per vedere, per vivere questi ultimi 11 minuti. Le due formazioni provano a superarsi, formazioni che stanno giocando un grande calcio a 5. Un Avellino che fin qui è stato alla pari con l'acqua e il sapone. Avellino che si ripropone, se mai ce ne fosse stato bisogno, ancora una volta al vertice del campionato. Gianluca adesso fermato da Calderoni. Rischiosissimo questo passaggio di Moliterno, fortunato di Gianluca, era in una posizione veramente strana. Bravo Murilo. Anticipato De Crescenzo da Murilo. Mammarella. Jonas. Coco. Murilo. Non arriva ad un soffio il pallone a Coco Wellington. Pallone centrale per Jonas. Riparte Fabiano. Qui non arriva invece a Bebetigno. Calderoli all'indietro. Murilo. Jonas. Si abbassa Coco. Calderoli. Seguiamo Coco. Jonas. Non si intendono i due. Riparte ancora l'Avellino. Attenzione a De Crescenzo sulla sinistra. Ha chiesto gli straordinari Moliterno al suo numero 6. Murilo. Break di Bebetigno. De Crescenzo. Palla sul sinistro. Mammarella. Troppo debole qui la conclusione. Murilo. Anticipo su Calderoli. Fabiano. Gianluca. Gianluca. Invece di andare alla conclusione di destro va di sinistro. Non spaventa Mammarella. Sì, hai detto bene, infatti non si è capito proprio, poteva calciare col destro. Eh sì, sarebbe stato anche tra l'altro più rapido. Non c'è fallo? Oh sì, meglio, sì, c'è il fallo di Bebetigno su Calderoni.
Primo fallo, penso. È stato un secondo tempo molto equilibrato, senza falli. È il primo questo. Jonas, ritmi che sono scesi, mentre c'è il portiere di movimento. Vediamo Esulito in casa Acqua e Sapone. Rischia qualcosa Massimiliano Belarti. A 10 dalla fine mi sembra un po' esagerato in un momento così in cui stavano giocando bene tutte e due le squadre, insomma, poteva forse attendere qualche minuto in più. Comunque vediamo se dà ragione al tecnico di Ruvo di Puglia. Sicuramente ha avuto coraggio. Vediamo Esulito. Eccolo il portiere del movimento. Prova a portare a spasso Bebetigno. Scarica per Jonas. Palla sul destro. Jonas, ancora lui! Deviazione, angolo. Adesso più pericolosa l'acqua e Sapone col portiere di movimento che è Esulito. Beh, fisiologico. Il rischio è di perdere il pallone. Attenzione. Poco. Proprio Esulito. Murillo. Nuovo angolo. C'era Calderolli centrale. Entra Cacà, esce De Crescenzo. Bravo qui Fabiano ad accorciare e a chiudere. Si va da Coco Wellington. Esulito. Coco. Rischia centralmente, poi Esulito. Murillo all'indietro. Giusta questa decisione da parte di Murillo di tornare da Coco. Jonas. Coco. Esulito. Ancora Coco, le sue finte. Jonas. Fa finta di partire, lo stesso fa Coco. Jonas. Coco, Esulito, palla sul sinistro. Grande battuta e poi c'è fallo, punizione quindi a favore dell'Avellino. È rientrato già tra i pali Mammarella nell'Acqua e Sapone. Andiamo a rivedere la prima battuta da parte di Esulito e poi vedete Jonas come interviene su Moliterno in uscita. 8 minuti da giocare, è tornato Mammarella tra i pali, Inservienti sul parquet, si asciuga. 20ª giornata del campionato di Serie A e questa è la ripresa del campionato dopo la non fortunata situazione dell'Elite Round qualificazione mondiale per la nazionale italiana, che in Portogallo non è riuscita a staccare il pass per Lituania 2020. Si sono qualificate Portogallo e Finlandia, eliminate Italia e Bielorussia. Pronto però adesso Fabiano per l'Avellino, Avellino con Gianluca che va a cercare Fantesele. Fantesele non arriva d'un soffio su un pallone delizioso, forse un tantino alto, tanto il tunnel di Murillo. Abbiamo visto questo confronto con Gianluca, la punizione a favore dell'Acqua e Sapone. Rientra anche Victor Mello, fuori Fabiano. Non c'è il portiere di movimento in casa Acqua e Sapone perché adesso attende alcuni sviluppi Massimiliano Belarti. Seguiamo Coco Wellington alla battuta. Bellissimo il tunnel di Murillo a Cacà, poi Gianluca è in ritardo e commette un fallo abbastanza evidente. Ci poteva stare anche l'ammonizione per fallo tattico. Coco subito alla battuta. Si rimane in parità e devo dire che fin qui è giusto. 1-1 tra le due formazioni. Acqua e Sapone e Avellino hanno dato spettacolo soprattutto nel corso della prima frazione di gioco. Un secondo tempo sicuramente più tattico, hanno speso molto nei primi 20 minuti effettivi e adesso provano con le residue forze a superarsi. Nicologi intanto rientra sul parquet, si riposa Coco Wellington e vediamo se tra qualche istante magari Belarti gli proporrà il portiere di movimento. Tunnel su Victor Mello, poi Gianluca e rimessa laterale a favore dell'Avellino. Fantesele sul pallone. Qui se passa questo pallone sono 2 contro 1 a campo aperto. Bello il tunnel di Chi, ma poi ha rischiato veramente tanto. Fantesele centralmente.
visto fallo proprio su Fantesele, calcio piazzato a favore dell'Avellino. 2 falli per parte. Nel secondo tempo difficilmente vedremo tiri liberi, ma nel calcio a 5 mai dire mai. Victor Mello e Cacà. Fantesele centrale, defilato Gianluca sulla sinistra. Vediamo se sarà lui a essere chiamato in causa. Victor Mello e Cacà. Vediamo chi dei due proporrà gioco. Victor Mello. La battuta diretta. Calcia bene, calcia forte, ma non trova la porta. Non era semplice da quella posizione. Del resto Calderolli aveva chiuso benissimo la linea di passaggio per Gianluca. Nicologi. Ghi. Palla sul sinistro. Angolo a favore dell'Acqua e Sapone, fermato da Victor Mello, il numero 11 di casa. Calderolli chiama Nicologi in avanti, rimane lui basso con Ghi che prova a farsi vedere, marcato da Fantesele, poi sotto misura, stava arrivando addirittura di testa proprio il numero 11. E dall'altra parte contatto Calderolli, Gianluca ammonito, il giocatore dell'Acqua e Sapone, mentre proprio lui lascia il parquet. Nuova ammonizione, andiamo a rivedere, fallo piuttosto netto e anche inutile direi io. Beh, insomma, la finta Aveva era stata paura. bellissima di Gianluca. Ha avuto paura anche che prendesse spazio sulla porzione sinistra. Gianluca all'indietro. Victor Mello. Troppo profondo questo lancio di Molitieri. Mammarella. Risolito. Non viene riproposto il portiere di movimento da Massimiliano Bellarte. Per il momento mancano 7 minuti, È ancora lunghissimo. è ancora molto lunga. Del resto qui c'è un'occasione ogni 20 secondi, non è che, sai, non trovi soluzioni. Attenzione perché sotto misura stavolta arriva Ghi per il vantaggio dell'Acqua e Sapone, doppietta personale per lui nel corso di questa partita. Ghi arriva a quota 19 in classifica marcatori, a un gol solo da quello che è l'attuale capocannoniere del campionato Fortino, a quota 20. Avevamo detto che è un giocatore straordinario, ancora una volta qui in decisione sulla seconda palla lui non ha difficoltà e mette il pallone dentro. 2-1 quindi a quel Sapone, subito time out, sentiamo Marcelo Batista sulla panchina. O Vitor tá aqui e vem Bebetinho, vai estar entrando qua. Aposto, movimento che abbiamo fatto, però non rimane solo tu entrar. Faz pura pisada qui. Ho capito? Faz pura pisada, che a pisada vai bem. Esse campo é largo, quindi a pisada vai bem. Però, paciência, 7 minuti da giocare. È sbagliato o gol? Basta, adesso pensiamo in giocare. Quindi abbiamo 6 minuti. Non bisogna fretta para estar definindo. Paciência, lavora a palla, non lento, cerca de estar movimentando porque é um campo largo. Estamos a posto? Se vede que o loro está no já inicia cá, cair para a lateral. Capito? Já faz pura lateral e lascia tu qua e Fantacelli qua. Capito, André? Ok? Para fazer a busca, se vede que o loro está no 2-2. Estamos a posto? Bravo. Tu aqui e Jean aqui. Ok, Vitor? E tu rimane qua. Tem pura... E queste erano le parole di Marcelo Batista, che ha rincuorato qualcuno dei suoi. D'accordo, non era gol lì, ma insomma adesso pensiamo a giocare. Partita lunghissima, partita che potrà proporre sicuramente qualunque risultato alla fine, mentre c'è il portiere di movimento in casa Avellino. Anche questa è una novità. Vediamo Victor Mello con la maglia numero 18. Per la prima volta gli ospiti propongono questa soluzione. Sì, ha chiesto Batista di avere pazienza, ha chiesto la pisata, che sarebbe la suolata, cioè fai finta di dare la palla, poi suola per il compagno, probabilmente per un inserimento sul secondo palo dell'opposto. Fantesele, Gianluca, Victor Mello. Bebetinho. Cacà. Victor Mello. Bebetinho. Chiama i suoi a maggiore concentrazione. Non è rapido questo giro palla da parte dell'Avellino, che fin qui non ha messo in difficoltà l'Acqua e Sapone. Gianluca. Cacà.
Gianluca. Fantesele. Si propone Gianluca sulla destra. Bebetigno. Si cambia gioco. Bebetigno. Le sue finte. Gianluca. Cacà. Non arriva il pallone a Fantesele. Victor Mello sbaglia tutto. Rientra Moliterno tra i pali mentre Calderolli prova a mettere in moto subito Murillo. Già rientrato Moliterno mentre Nicologgi prende il posto di Calderolli in casa Acqua e Sapone sul parquet. Moliterno esce nuovamente, dentro ancora il portiere di momento Victor Mello, da giocare 5 minuti e 28 secondi di gioco, un'eternità. 2-1 dell'Acqua e Sapone sull'Avellino, decide la doppietta di Ghi per gli ospiti, il gol di Fantesele. E qui Cacà non trova Bebetigno. Troppo forte la conclusione in mezzo per Bebetigno. Buono il movimento, questa volta era riuscito. Ammonizione anche per Ghi. Eh sì, perché non puoi portare via il pallone con le mani. Guardate che rapidità Ghi, come raggiunge la panchina. È rientrato Calderolli. Evidentemente ha un quartetto ben definito per quello che riguarda il portiere di movimento. Avellino dietro, Calderolli avanti, i due laterali sono Murillo e Coco Wellington, sperimentato probabilmente in settimana. La soluzione migliore per l'Acqua e Sapone è questa. Gianluca, quello che pensa Bellarte. e vedremo. Intanto Gianluca propone per Fantesele, non trova Gianluca la battuta. Dall'altra parte Mammarella invece non trova la porta avversaria. Fallo piuttosto netto quello di Calderolli. Espulso. Arriva il secondo giallo per lui. Acqua e Sapone quindi in inferiorità numerica. Fuori Calderolli. E qui ci sono delle proteste da parte dell'Acqua e Sapone con Massimiliano Bellarte, anche se timide. Allora c'è già discussione. Avellino chiedeva al mister se devono giocare due davanti e uno dietro o due dietro e uno avanti. Allora vedi, Sì. stanno parlando con Bellarte. Eccolo, dà indicazioni. Probabilmente giocheranno due avanti. La soluzione mi piace di più a me personalmente come tecnico, giocare due davanti. Chiaro che se giocano col centrale a quel punto conviene giocare uno davanti e due dietro. Quindi Murillo e Coco e Avellino alle spalle. Seguiamo Fantesele. La battuta di Bebetigno. E qui poteva mettere sul secondo palo, c'era Gianluca. Devono scalare più rapidamente se vogliono difendere bene i giocatori dell'Acqua e Sapone. Mammarella con calma restituisce il pallone agli avversari. Da giocare 4 minuti e 43 secondi. In questo momento in inferiorità numerica l'Acqua e Sapone. Victor Mello va sulla destra. E lo stesso Victor Mello poi va alla battuta alta. Nicologgi. Murillo. Nicologgi porta il pallone direttamente sul fondo. Esce proprio il numero 21 dentro Coco. Fantesele. Gianluca. Victor Mello. Fantesele. Bebetigno. Ancora Victor Mello. Cambia gioco. Bebetigno. Sinistro. Mammarella. C'è. Poi Bebetigno prova con il portiere avversario a terra. Non trova però il gol del 2-2. Mentre riparte Coco. Murillo. Vediamo le decisioni arbitrali in questo momento. Cartellino anche per Gianluca. Giallo. Partita vincente, bellissima, giocata con grande agonismo. Sì, fallo netto da parte è leggermente sceso in questo secondo tempo il ritmo della partita, però grandi giocate, qualità, sale tecnica, l'agonismo, sale tattica, anche l'agonismo. sale l'agonismo, sale il nervosismo, la lucidità scende, è tutta da vivere. 3,50 alla fine. Mammarella mette direttamente
sugli spalti dove alcuni tifosi restituiscono il pallone sul parquet con Kakà che può andare alla rimessa. Kakà, Victor Mello e Bebetigno. Gianluca ha trovato lo spazio, Mammarella in angolo. Ha trovato pure Mammarella. Ancora Gianluca. Victor Mello. Bebetigno. Kakà. Mammarella. Poi Victor Mello trova Bebetigno, stesso Victor Mello. Gianluca, bravo Coco Wellington, sta difendendo benissimo in inferiorità numerica l'acqua e sapone, mentre pronto Nicologi. Molto bene. Sant'Abate Avellino che non riesce a trovare il pertugio. Kakà, Coco, o meglio Victor Mello. Attenzione che manca poco al rientro, attenzione. Qui Gianluca, bravo Avellino, mette il pallone fuori. Ci siamo quasi per il rientro del quarto giocatore. Mentre Nicologi vuole rientrare subito sul parquet. Andiamo a vedere. Eccolo. Squadre in parità. Nicologi, il break dell'acqua e sapone. Nicologi non trova lo specchio, ma solo il palo esterno. Riparte l'Avellino. Kakà, Victor Mello, Gianluca, Victor Mello e poi Bebetigno. Gianluca, Kakà, riparte l'acqua e sapone. Murilo scarica, guadagna la rimessa laterale. Murilo è stremato, chiede il cambio, lascia il parquet perché era pronto e esulito, ma noi andiamo sulla panchina dell'acqua e sapone ad ascoltare Massimiliano Bellarte, le sue parole alla squadra. 2 minuti e 24 da giocare, devono gestire il minimo vantaggio quelli dell'acqua e sapone. Lucio rimane qui indietro, si mettono il portiere. Tentiamo di tenere il più possibile la palla con Ghi, se no tu esci Ghi. Jonas, anzi Ghi, Gesù esce, Nico e Jonas rimangono sui lati, va bene? Ghi, rimane Ghi, va bene, esce Gesù. Tenete però la palla il più possibile, siete stati bravissimi sulla difesa. Ghi, ele não vai ir do outro lado contrário, entendeu? Tenta ir mais atrás possível do lado contrário. E tenta fechar o passe que não vai do outro lado. Não deixa o passe ir, tá bom? Não vai fazer o trabalho de Chile, então. Oh, se lui non fa fare il trabalho, se la palla va e quindi lui non va, non salta, questo che deve uscire non ce la farà mai ad uscire. Quindi rimane sempre sul tiro che prende il centro. Allora ha chiesto a Ghi, in caso di portiere in movimento, di mettersi sulla traiettoria lato per evitare. Attenzione, qui li vediamo intanto ancora Mammarella. Ma Mammarella stasera, anche Moliterno devo dire, 2 portieri, grandi parate per loro, sicuramente impegnati molto dalle 2 formazioni. Qui vedete tra l'altro Moliterno graziato da questo tiro sull'esterno da parte di Nicologi, però Moliterno autore di grandi parate al pari di Mammarella. Poteva secondo me Nicologi calciare senza dribblare il portiere. Ecco, il possesso della palla è quello che gli ha chiesto Bellarte. Devono gestire un minimo vantaggio e magari provare a ripartire. Fantesele, portiere di movimento in casa Avellino. Cambiano quindi il portiere di movimento, prima era Victor Mello. Fantesele. Ancora il numero 9 per Kakà. Fantesele. Kakà prova, c'è Mammarella in spaccata. Fantesele. 1 minuto e 50 da giocare. Nicologi fuori. Incredibile, con la sicurezza. Questa è, ecco, attenzione perché seguiamo in diretta, in presa diretta questa partita bellissima fino alla fine. Kakà, Fantesele, Victor Mello, Bebetigno,
si allarga e riceve Gianluca, ancora Bebetigno, Victor Mello, il portiere di movimento Fantesele, il più avanzato dei suoi. Victor Mello, Fantesele, Kakà, Gianluca, Victor Mello, Fantesele, Bebetigno, Kakà, pallone fuori. Molto attenta la difesa dell'Acqua e Sapone. Un minuto all'epilogo. Ci sta provando Sandro Abate a far girare velocemente la palla, ma copre tutti gli spazi la difesa dell'Acqua e Sapone. Ultimo minuto. Fantesele, Gianluca, Victor Mello, Kakà, Fantesele, devono affrettare i tempi quelli dell'Avellino. Bebetigno, 40 secondi. Bebetigno, centrale. Jonas non trova il tiro, ma guadagna la rimessa laterale. Trova la palla, vogliono giocare col cronometro, gli entra Moliterno. Non so se sia Jonas, una mossa tanto azzeccata. Seguiamo Jonas, subito profondità per Ghi. Ghi non mantiene il possesso, quindi hanno 34 secondi da giocare quelli dell'Avellino, con Fantesele che è già rientrato come portiere di movimento. Victor Mello, centralmente. Ancora Victor Mello al recupero. Bebetigno. E dall'altra parte Avellino scarica sul fondo. 18 secondi. 18 secondi sono ancora tanti per l'Avellino, per le sue speranze. E allora Victor Mello. Bebetigno. Fantesele. Mentre Gianluca prova a farsi vedere. Bebetigno. Fantesele. Fischi di paura del pala ricopiano. E poi arriva una battuta. E dall'altra parte la palla rischia di entrare. Da giocare 2 secondi. Vediamo cosa riesce a fare Fantesele. Victor Mello, subito la battuta. È una battuta che però non trova lo specchio della porta avversaria. L'Acqua e Sapone ha battuto l'Avellino 2-1 al pala ricopiano. Una bellissima partita. Acqua e Sapone che trova l'11° successo consecutivo in campionato. Massimiliano Bellarte eguaglia in questo caso Velasco a quota 11 in successi consecutivi in Serie A, ma il percorso per stare dietro o alla pari o superare Pesaro è ancora lungo. Sarà un campionato tutto da vivere, sicuramente queste saranno le formazioni che proveranno a superarsi, ma non dimentichiamo mai il Real Rieti. No, non dimentichiamo il Rieti, che soprattutto avrà Luca Ian da domani, giocatore che può fare completamente la differenza, soprattutto dare una grande mano a Fortino, che già al capocannoniere del campionato sta giocando una grandissima stagione, ma il potenziale offensivo del Rieti aumenta notevolmente con Luca Ian. Oggi vittoria sofferta, una Sandra Abate di Avellino ritrovata. Nonostante la sconfitta c'è da essere ottimisti per la squadra di Marcelo Battista per il futuro, perché ha giocato una grande partita. Grande festa sul parquet, vediamo tutti i giocatori dell'Acqua e Sapone a festeggiare insieme con tra i compagni. Abbiamo visto anche che però sono andati giustamente a complimentarsi anche con gli avversari che hanno giocato alla pari a lungo. Finisce però 2-1, dicevamo dell'11° successo consecutivo in Serie A per l'Acqua e Sapone, con Bellarte che eguaglia quindi questo mini record di Velasco. Dall'altra parte 4ª sconfitta consecutiva per un Avellino in grande ripresa. Sì, questo al rientro dal mondiale significa che hanno già smaltito le scorie di una eliminazione purtroppo dura da digerire. È stata una grande partita, la Sandra Abate non ha demeritato, ha perso per piccoli episodi, è una partita che poteva finire anche in parità, non avrebbe rubato nulla l'Avellino. Ha vinto l'Acqua e Sapone meritatamente e con questo il campionato continua. Aspettiamo domani le prestazioni di Pesaro e Rieti.